Presentata la stagione estiva a Realmonte, Costa Bianca 2023, il sindaco Sabrina Lattuca in un lungo excursus ha tracciato le tantissime attività previste nel cartellone estivo che si inoltra fino a domenica 10 settembre con il 30° anniversario del Teatro Costa Bianca curato da Nenè Sciortino, diversi settori in cui si sviluppa il programma, quello della rassegna letteraria con sfondo culturale, curato da Luciano Carruba, quello teatrale da Franco Di Salvo con l'intervento dell'imprenditore Pietro Caruana. Gli eventi si sviluppano tra le zone balneari di Realmonte, Scala dei Turchi, Lido Rossello, Piazza Umberto I, Torre dell'Orologio, Cortile Manno. Tra gli appuntamenti clou la rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, spettacolo musicale con l'Enno Alfino il 4 agosto, la Notte di San Lorenzo il 10 e i festeggiamenti in occasione del 100° anniversario della fondazione della Società di San Calogero. Oggi presentiamo la 44esima edizione di Costa Bianca 2023, Realmonte città della Scala dei Turchi. Quest'anno il taglio che abbiamo voluto dare è un taglio specifico, abbiamo dato voce a tutte le realtà presenti sul nostro territorio. In primis abbiamo chiesto agli imprenditori, commercianti, insomma l'indotto economico, di esprimere e di potersi fare portavoce delle esigenze che del territorio registrate nell'arco nel tempo e dagli utenti. Ecco che così nasce una mini rassegna che è stata concertata con l'amministrazione di DJ, musica per ragazzi e una attività che è l'attività di punta con un concerto livello Analfino. Come ogni anno abbiamo dato grande risalto a Carricacina Agrega. Carricacina Agrega è un punto specifico del programma che stiamo portando avanti e cerca di rivitalizzare la piazza e lo fa a 360 gradi. E sotto questo profilo Carricacina Agrega sarà sede di incontri letterari. Qui con me il direttore artistico della rassegna letteraria Memoria e Patrimonio, che significa portare avanti, insomma fare crescere il territorio di Realmonte attraverso la cultura, ma non dimenticando che il territorio di Realmonte è ricco di location, tante location che vanno valorizzate. Abbiamo promottori magici, Monterosso, il Faro, Scala dei Turchi e comunque tante altre attività, terrazze sul Mediterraneo, una delle quali è proprio quella del Belvedere e che è attigua alla piazza Carricacina Agrega. E abbiamo cercato, quindi io per questo ringrazio Pietro Caruana che si è fatto portavoce di tutte le attività commerciali presenti sulla piazza e nelle aree limitrofe, che ci ha aiutato a mettere a punto queste attività, che sta seguendo in prima persona il nostro consigliere comunale Pasquale Valenti. Stavo dicendo Memoria e Patrimonio. Memoria e Patrimonio significa rassegna di Gevo, significa cultura, ma significa anche valorizzazione e promozione di un territorio intero. Qua vicino a me c'è Silvana Burgio, lei è la promotrice di tante attività dove la tradizione diventa fonte di ispirazione, e mi riferisco all'uncinetto. Abbiamo avuto già un albero meraviglioso, un albero di Natale realizzato interamente a mano, dove passaggi generazionali scandivano il tempo. La più grande anziana, 84enne, la più giovane, una ragazzina di 12 anni, /13. Il messaggio che è stato concepito era quello di poter proporre un qualcosa che stimolasse un po' gli animi non solo dei realmontini ma delle persone di fuori che purtroppo, ahimè, poco considerano Realmonte. Noi subiamo un grande problema, tutti quelli che operiamo nel territorio. Purtroppo si viene alla Scala dei Turchi. L'obiettivo secondo me deve essere quello di venire a Realmonte per visitare la Scala dei Turchi. Affinché questo si possa fare necessita svecchiare questo comune. Le iniziative che noi abbiamo proposto all'amministrazione e che sono state colte sono delle iniziative rivolte a un popolo giovane e meno giovane, delle attività, la prima in particolar modo valorizza molto le persone del territorio, quindi ci saranno dei DJ e dei vocalist che si esibiranno
nel tentativo di attrarre, come già sono riusciti a fare, più persone possibili. Una seconda iniziativa sarà fatta a fine agosto, il 20 agosto se non ricordo male, dove si esibirà un grande DJ nazionale di Radio DJ, il concerto di Lello Naffino, voglio dire, che è una grande calamita per la provincia di Agrigento. Ecco, qual è quest'anno la novità di questa rassegna? Bene, ecco, siamo alla terza edizione. Quest'anno in modo particolare si è voluto dare un taglio particolare su due linee, cioè da un lato la riflessione verso autori locali che si sono distinti in altre parti d'Italia, nel resto d'Europa, con le loro qualità, con le loro competenze, con le loro abilità, e che saranno presenti a Realmonte in due serate specifiche. In particolare desidero ringraziare Franco Di Salvo che ha supportato questi due momenti. Gli altri momenti invece sono dedicati alla letteratura. Apriremo la rassegna letteraria di Memoria e Patrimonio con Enzo Sardo, il quale scrittore saggista racalmutese che ha pubblicato dei testi proprio su Leonardo Sciascia, e in particolar modo l'attenzione del concetto di memoria secondo appunto lo scrittore racalmutese. A ciò andremo avanti con un tema importante, attuale, che è il tema della sostenibilità. Una sfida possibile, questo sarà l'interrogativo che affronteremo nel corso della serata, la serata del 18 agosto, con la presenza del professore Francesco Pira, sociologo, esperto di comunicazione, e lì in modo particolare cercheremo di cogliere proprio quali aspetti dal punto di vista anche comunicativo possono aiutarci per una cultura sempre più sostenibile. A seguire avremo in particolar modo quindi la data successiva, che è quella del 19 agosto, ci concentreremo su altri temi in ambito proprio culturale, e infine, tra cui appunto avremo la presenza di Beniamino Biondi, persona autorevole nell'agrigentino e non solo, il quale appunto presenterà il suo ultimo testo. Quindi una rassegna abbastanza ricca, una rassegna, come dire, variegata, che vuole da un lato mettere l'attenzione su che cos'è la memoria, il valore della memoria oggi. Io dico sempre che uno dei mali più grandi della nostra società è proprio la perdita della memoria, in ambito proprio metaforico, cioè dire noi siamo ciò che facciamo proprio perché conosciamo di fatti quella che è la nostra storia, la storia del mondo è la nostra storia.